posti a Natale che sembrano usciti dalle fiabe. Qui siamo a Levico Terme in Trentino, dove tra le vie del centro e il parco secolare degli Asburgo, il più importante giardino storico dei grandi giardini italiani, si respira davvero un'atmosfera magica. Nei weekend di dicembre questa è sicuramente una delle mete più gettonate di tutta la Val Sugana, dato che proprio il parco ospita uno dei mercatini di Natale più importanti della regione. Natale 2021 che è ripartito alla grande qui a Levico Terme con il mercatino di Natale asburgico che ci sarà fino al 6 di gennaio e quindi la possibilità di visitare tantissime casette con tantissimi prodotti dell'enogastronomia, prodotti tipici ancora dell'artigianato per fare dei regali di Natale e tantissimi laboratori per bambini e attività per grandi e per piccini. Per garantire ai visitatori di girare il mercatino in sicurezza sono state adottate tutte le misure previste dalle normative anti-Covid. Insieme al Consorzio Levico Terme in Centro, che sono gli organizzatori primari del mercatino di Natale di Levico, hanno messo in pratica quelle che sono le norme che sono anche state stabilite assieme alla provincia autonoma di Trento, quindi la mascherina all'interno del parco, il distanziamento e l'obbligo del Green Pass. C'è stato un buon afflusso, comunque sempre in maniera molto controllata e tranquilla, e poi ci aspettiamo sempre un bel afflusso anche per le vacanze di Natale. Diciamo che si vede la voglia della gente di ricominciare, di ripartire e di uscire. Per chi vorrà fare due passi in centro, invece, la tappa obbligata è di fronte alla chiesa del Santissimo Redentore per ammirare lo splendido presepe realizzato dagli artigiani locali. A breve distanza c'è anche una nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio per il divertimento di adulti e bambini, e sono ancora aperte anche le famose terme. Con il bonus termale abbiamo garantito degli accessi a tutti quelli che hanno avuto la possibilità di avere il bonus, ma possono essere accessibili a tutti, quindi c'è la possibilità anche durante questa stagione invernale di accedere ai servizi termali. Le nostre acque sono le acque più alte d'Europa, quindi abbiamo delle proprietà veramente salutari. Per gli amanti degli sport invernali c'è infine solo l'imbarazzo della scelta. La neve è già arrivata copiosa, garantendo l'innevamento naturale delle piste di tutto il comprensorio. Siamo pronti ad accogliere i nostri turisti nelle nostre due schiaria di La Panarotta e del Lago Rai Passo Brocon, due schiarie che offrono la possibilità anche a chi si inizia a praticare questo sport che è lo sci, delle aree veramente fantastiche, il contatto con la natura, degli impianti di risalita super efficienti, ma non solo sci da discesa, abbiamo lo sci da fondo, abbiamo le ciaspole, abbiamo una nuova pista da slittini sulla Panarotta, abbiamo la pista da slittini già collaudata invece sul Passo Brocon, quindi l'opportunità di approcciarsi a tutti gli sport invernali alla portata di tutti. Tutti gli impianti saranno accessibili in sicurezza. Noi non abbiamo cabinovie chiuse, abbiamo impianti aperti, abbiamo comunque adottato tutte le misure necessarie per il distanziamento e per la sicurezza dei nostri ospiti, quindi potete venire tranquillamente, noi vi accogliamo. La prerogativa della Valsugana è essere una destinazione ecosostenibile, quindi il rispetto della natura è al primo posto e sicuramente anche il distanziamento sociale ne fa da padrona. Perché? Perché abbiamo dei posti enormi. Destinazione particolarmente apprezzata dalle famiglie, la Valsugana offre anche per quest'anno speciali pacchetti per vacanze sulla neve low cost. Abbiamo ideato come azienda di promozione turistica assieme agli operatori del Tesino dei pacchetti vacanza molto interessanti, molto accattivanti dal punto di vista del prezzo, proprio per dare la possibilità a tutti di iniziare a praticare lo sport dello sci. Sono delle settimane bianche low cost, interessanti come dicevamo dal punto di vista competitivo, ma assolutamente danno la possibilità di arrivare nella nostra Valsugana e di fare una vacanza veramente al top.